Buongiorno cari amici e benvenuti anche oggi a una pillola del vostro Marietto Veneziano. Come ogni incontro, se non vi siete ancora iscritti al canale di Hildegarda e Marietto Veneziano e non avete ancora fatto un bel super like dei vostri, sarebbe bello se lo faceste, così che tirate un po' su di morale la situazione. Bene, adesso vediamo un po', da come avete visto la mascherina, a come in un certo senso programmare il nostro subconscio. La prima cosa è che dobbiamo vedere che cos'è questo benedetto subconscio, perché tutti ne parlano, ma poi alla fine stringi, pochi sanno cos'è. In altre parole, è il nostro vero essere subconscio, è praticamente la nostra banca dati universale che ci seguirà in tutte le reincarnazioni, no? E quindi noi possiamo in un certo senso addestrarla, perché praticamente il subconscio è quasi privo di coscienza e quindi tutto quello che noi vediamo o impariamo va a finire in questa banca dati immensa che ci seguirà per tutta l'eternità. La cosa più importante da fare all'inizio, per incominciare a addestrare il subconscio, non è fare grandi miracoli o grandi paroline, ma incominciare a imparare qualcosa di importante che ci difenda nell'astrale quando dormiamo. E la prima parolina che mi hanno insegnato da piccolino al vostro Marietto Veneziano è stato Zohar. Avete capito bene? Zohar. Io all'inizio pensavo che parlassero di Zorro o di Zagor, no? E ho cominciato a cercare nelle varie riviste tutto ciò che si assomigliasse alla parola Zohar. Poi nel tempo ho capito che non era Zorro, non era Zagor, non era niente di qualcosa che poteva assomigliare a questo mondo. Lo Zohar non è altro che uno dei più potenti libri della Kabbalah che parlano di questi 125 gradini per raggiungere praticamente il mondo a venire. E quindi sarebbe buono se noi cominciassimo, prima di andare a letto, almeno a nominare Zohar almeno 2 o 3 volte all'inizio. Prima di chiudere gli occhi, la parolina Zohar, perché racchiude tutta la luce e la potenza di tutti i libri della Kabbalah. La seconda frase molto importante che mi hanno insegnato da, come si suol dire, imprimere nel subconscio è Om. Om, cioè la classica frase tibetana o suono tibetano primordiale cosmico. Om, per intenderci questo. E perché questo? Perché queste vibrazioni a livello subliminale, a livello subconscio, ci proteggono durante la notte mentre dormiamo da attacchi di qualsiasi tipo. Cioè praticamente se noi immettiamo questo suono nel nostro subconscio, o anche la parola Zohar, queste vibrazioni a livello di subconscio è come se ci blindassero da qualsiasi tipo di attacco. Quindi più noi in un certo senso usiamo questi due suoni, queste due parole, o Zohar o Om, praticamente è come se ci blindassimo e a un certo punto ci purificassimo da tutto quello sporcizio astrale, i vampiri astrali, i parassiti astrali, i sanguisughe astrali, insomma tutto ciò che praticamente di notte ci attacca mentre magari noi siamo in sonno o non siamo attenti. Quindi queste due frasi, queste due parole, questi due suoni sono la base per incominciare a riprogrammare il nostro subconscio. Poi chiaramente nelle pillole più avanti parlerò di altre cosine che potrebbero aiutare a riprogrammarci il nostro subconscio. Comunque queste sono la base per incominciare a capire che quando noi dormiamo siamo attaccati e noi tramite questi due suoni possiamo creare una barriera difensiva e di protezione al nostro subconscio e alla nostra anima. Quindi ricordiamoci la parola Zohar e il suono Om, che è poi il suono primordiale che noi conosciamo bene anche dalle pillole di radiestesia radionica del vostro Marietto, in cui vi ha divulgato questi schemi, questi circuiti radionici che potete scaricare gratuitamente dal sito ilcapitano.altervista.org.
Quindi, ricapitolando, per poter incominciare a riprogrammare il nostro subconscio, dobbiamo incominciare a capire che tutto quello che entra resterà lì per sempre, e quindi dobbiamo incominciare a mettere dentro delle piccole difesine per per fare in modo che poi entrino altre cosine che impareremo nelle pillole del vostro Marietto. Bene, cari amici, detto questo, penso che per oggi questa micro pillola possa essere sufficiente per iniziare a capire come incominciare in un certo senso a blindare e a proteggere il nostro subconscio, per poi mettere dentro in futuro altri comandi che ci potranno aiutare a cambiare direzione e andare verso quelli che viene chiamato il mondo a venire. Detto questo, il vostro Marietto vi chiede, se non avete ancora fatto, di iscrivervi al canale di Hildegarda e Marietto Veneziano e di venirci a trovare nei nostri gruppi Facebook e Telegram. Quindi, se non avete ancora fatto, anche un bel super like. Detto questo, cari amici, di nuovo vi saluto, alla prossima, ciao!